Buongiorno. Scusate un attimo. Tanto buongiorno a tutti. Non nego che intervengo sempre con un po' di emozione da questa sala, perché anche arrivando in macchina oggi ho detto guarda, abbiamo fatto quanti mesi abbiamo fatto? Troppi mesi. E quindi rievoca ricordi insomma che vorremmo non avere. Detto questo, grazie di essere qui, penso che sia l'occasione per fare una comunicazione doverosa rispetto a quello che è accaduto e a quello che potrebbe accadere. Inizio ovviamente ringraziando tutti quelli che hanno lavorato, a iniziare dall'assessore Bottacin che ha seguito magistralmente queste fasi. È il suo pane, come ho sempre detto io, no? Cioè lui qui, come si può dire, è il suo ambiente naturale, nel senso che ci mette la tecnica, la professionalità, e tanto è vero che oggi gli ho chiesto anche, perché poi quando noi parliamo di modelli matematici, di algoritmi, di quello che il Veneto ha come bagaglio, come know-how rispetto a queste tragedie, soprattutto il modello previsionale, ho chiesto appunto che oggi vi dia anche uno spaccato di cosa significhi prevedere, programmare e progettare, perché anche nel dibattito nazionale vedo che ancora torna il tema allerta sì, allerta no, i livelli non è. E allora vi mostriamo a che livelli siamo noi. Quindi ringrazio lui, ringrazio il dottor Marchesi che è capo di tutto il settore ambiente, l'ingegner Sorpelsa per la protezione civile, un po' tutti quelli che hanno lavorato, c'era il dottor Artico qui che ho visto forse è rimasto su, eccolo qua, e l'ingegnere De Sabata che iniziò con me nel 2010 con l'alluvione. Insomma qui c'è una squadra purtroppo di specialisti, una roba che non vorremmo mai essere, diciamo essere specialisti, che è quella diciamo degli eventi catastrofali. Saluto ovviamente il capo dei Vigili del Fuoco regionale Munaro e gli esprimo anche la mia vicinanza per quello che è accaduto nella notte di ieri, in serata di ieri, il corpo del malcapitato, insomma del vigile, diciamo ancora non è stato trovato e quindi abbiamo ancora un disperso. Detto questo, allora poi passo la parola all'assessore, avremo solo due interventi. State ore di apprensione, lo sono ancora. Voi sapete che noi abbiamo un territorio che ha una particolarità che è quasi unica, che è quella di avere dei fiumi pensili, cioè vuol dire che il letto del fiume è a livello del piano di campagna, tant'è vero che l'immagine che abbiamo noi dei fiumi in Veneto molto spesso è quella dell'argine. L'argine significa che, vi ricordo nel 2010 è accaduto proprio questo, che sotto pressione molto spesso non c'è il sormonto arginale ma c'è lo sfondamento arginale. Nel 2010 abbiamo avuto 32 argini che o sono stati sfondati dalla pressione delle acque o addirittura in un paio di casi traslati, cioè proprio l'argine si è aperto come una porta. Quindi questa è stata una preoccupazione. E l'assessore poi vi parlerà delle condizioni dei fiumi, quindi l'Adige con l'apprensione per quello che è il Ponte Nuovo, il cantiere soprattutto in centro a Verona, il collettore che ha scaricato sul Garda, ma anche il Bacchiglione per Vicenza, il Brenta per Padova e poi gli altri fiumi, il Livenza, il Meduna e poi quello che è oggi oggetto di grande preoccupazione, dopo vi mostrerò alcuni dati, che è il tagliamento. Insomma, abbiamo avuto tanta piovosità, ha raggiunto i 166, mi sembra, no? Il Cansiglio mi ha detto? 178, insomma, quello che è tanta roba. Per dare una dimensione ai cittadini vuol dire prendete un metro quadro, lo disegnate per terra, un metro quadrato sulle piastrelle e fate 17 cm e 170 mm, vuol dire quella è la piovosità, cioè vuol dire di fatto un lago diffuso. L'esito di questo fortunale, insomma di questa tragedia, è smottamenti, piccole e medie frane, e poi ovviamente tutto quello che il vento ha fatto come disastro. Siamo davanti a una tempesta perfetta, tempesta perfetta perché comunque abbiamo un contesto, uno scenario che già conosciamo, lo abbiamo conosciuto nel 2010, lo abbiamo visto nel 2019 con l'Acqua Grande, l'abbiamo rivisto anche con Vaia, c'è lo scirocco che è tipico fra l'altro di questi periodi. Il mare non riceve più, c'è l'acqua alta, per fortuna Venezia è salva grazie al Mose, l'acqua alta non fa ricevere, i fiumi hanno le piogge torrenziali che ci sono state, che dovrebbero scaricare a mare, non riescono a scaricare
e quindi questa tempesta perfetta ci porta a non poca preoccupazione. Dico infine, perché poi non voglio neanche tediarvi, che abbiamo una soddisfazione, anzi due io ce n'ho, no? Quella dei modelli che funzionano, il grande lavoro che ha fatto la squadra e delle previsioni. Guardate, quando io sono arrivato al 2010, mi spiace fare discorsi da vecchio, però è così, eravamo a mani nude, non avevamo modelli matematici così efficienti come oggi, per carità le nuove tecnologie ci hanno aiutato, ma noi abbiamo fatto anche una scelta di campo e investimenti e non avevamo quelle opere che oggi abbiamo. Allora quel piano Marshall nato nel 2010 che cuba più di 2 miliardi di euro è un piano che ci ha permesso di utilizzare il bacino di laminazione del Musone dei Sassi e quindi di andare a scolmare su Riese, la laminazione con Caldogno, quanti sono? 3 milioni di metri cubi sono Caldogno? Più o meno sono 3 milioni, 109 ettari, e Montebello altri 4 milioni di metri cubi, cioè tutti quei bacini che hanno accumulato acqua, spieghiamolo ai cittadini, evitando che l'acqua continuasse a restare nell'alveo del fiume e scaricasse magari nei centri abitati, nelle città. Ovviamente noi abbiamo progettato 23 bacini, grandi bacini, 13 sono già realizzati, 10 sono in fase di ultimazione o in lavorazione, il che vuol dire che il Veneto è sicuramente più sicuro del 2010. Se noi oggi avessimo avuto lo scenario 2010, senza ovviamente tutte le opere che sono arrivate dopo, non vi parlo dei rinforzi arginari che abbiamo fatto, delle tante opere, oggi avremo più di qualche guaio. E veramente grazie a tutti, i volontari sono un migliaio, ho visto 882 volontari, insomma sono sempre eccezionali, ringraziamo anche i Vigili del Fuoco per il prezioso sempre intervento che fanno al fianco dei veneti. Insomma, qui siamo una sede della Protezione Civile, quindi i nostri volontari uno ad uno vorremmo ringraziarli, sono coordinati dall'assessore e sono anche molto professionalizzati, non so se è il termine giusto, no? Perché comunque li abbiamo dotati di attrezzature in tutti questi anni, hanno fatto corsi, sono super motivati e insomma quando c'è una tragedia loro sono già allertati. I sistemi di allertamento hanno funzionato, adesso noi abbiamo ancora molte allerte arancioni e ci teniamo sta allerta rossa sul tagliamento. Tagliamento, per chi ci ascolta, non per voi che lo sapete, significa Bibbione per capirci. San Michele al tagliamento è il comune, ma significa Bibbione con tutti gli annessi e connessi che ne deriva se dovesse esserci una grossa esondazione. Noi speriamo di no, ci sono buone ragioni per fare altre valutazioni, però oggi, proprio in questi istanti, lì ci sono tutti i nostri uomini che stanno monitorando il tutto. E basta, io non aggiungo altro, è stata una notte intensa, piena di pathos, anche di speranza, visto e considerato che insomma alla fin fine ne dovremo uscire con le ossa meno rotte di quello che pensavamo. Considerate appunto che i modelli hanno funzionato e questo ci ha aiutato molto. Vedo i ragazzi scrivono a migliaia, cioè penso di avere 12.000, le abbiamo contate, forse 12.000 messaggi di ragazzi, perché se la scuola è aperta nel comune che non hai chiuso, ma nella provincia dove sono chiuse le scuole, sono tutti sull'agitazione, però a noi interessa che nessuno si sia fatto male e bene ha fatto l'unità di crisi a decidere di chiudere le scuole ed era una cosa della quale avevamo parlato anche il giorno prima. Abbiamo voluto attendere, abbiamo fatto bene. Anche perché noi cerchiamo sempre di far collimare gli interessi principali che sono quelli dell'incolumità poi con anche le esigenze delle famiglie e della formazione, perché non è che si chiude così tanto per chiudere.